Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva, un grande grazie a coloro che hanno accompagnato e sostenuto il cammino di Davide e Giovanni, le loro famiglie anzitutto, comunità vocazionale del seminario, comunità teologica del seminario maggiore, con tutti i sacerdoti che li hanno sostenuti e accompagnati e i loro compagni di viaggio, di cammino, non dimentichiamo anche questo. Le comunità di appartenenza e di servizio che sono state delle palestre di impegno e di irrobustimento della loro vocazione e della loro preparazione ministeriale, e tante altre persone che qui evidentemente non possiamo nominare. Grazie a tutti costoro, sono frutto della Chiesa, non di una scelta individuale, sono frutto della Chiesa. Certo, la loro è una scelta personale, ma non individuale, è comunitaria ed è bello ricordarlo. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno reso bella questa celebrazione, preparando la liturgia, Don Mirko e i suoi collaboratori, la Chiesa, i cantori che ci hanno accompagnato così bene, Radio Palazzo Carli e Tenda TV, che hanno permesso a tante altre persone, anche quelli che sono fuori della Chiesa, di seguire bene questa celebrazione. Chiediamo con la benedizione del Signore la grazia di Dio su questi due consacrati nuovi sacerdoti e per tutta la Chiesa da cui non possono essere distinti dal presbiterio e dalla nostra Chiesa locale. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra servi e testimoni della sua verità e del suo amore e fedeli ministri della riconciliazione. Amen. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscano il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. La processione fa ora ritorno in seminario, dove